Amici di Directa Sport, benvenuti al Santa Lucia di San Gavino Monreale, la 31esima giornata del campionato di eccellenza in campo Villa Cidrese e Sant'Elena, ultimissima chiamata per i play-out, anche se le speranze e salvezza, soprattutto della Villa Cidrese, sono appese giusto alla matematica, giusto all'aritmetica, dopo la sconfitta rimediata a Iglesias nel turno infrasettimanale di mercoledì per 3-0. Oggi tra l'altro formazione più che rimaneggiata per mister Renato Incani, che deve fare a meno praticamente di tutta la linea difensiva titolare, oltre a altre assenze pesanti come quella di Aimi, uno dei tanti infortunati nella gara di Iglesias. Ultimo posto in classifica per la Villa Cidrese, che è giunta a questo punto a 4 giornate dalla fine del campionato, deve solo sperare di vincerle tutte e poi qualche combinazione per provare a fare i play-out. Dall'altra parte l'obiettivo play-out può essere ancora concreto per il Sant'Elena, che è penultimo con 23 punti, a meno 5 dalla Carbonia, che giocherà domani contro il Calangiano, in uno scontro diretto in quello che può essere un play-out anticipato, e che al contrario della Villa Cidrese è reduce da un buon momento, 2 vittorie consecutive contro il Sant'Eudoro Porto Rotondo, l'ultima partita giocata e vinta risale addirittura al 24 marzo. Squadre già disposte in campo, completo verde per il Sant'Elena, che schiera Fortuna tra i pali, Francesconi, Sigor Minerva, Abdou Niang, Michele Angiargia con Pinna, Federico Anedda, Alessandro Pilleri, Luca Floris, Michele Fade e Roberto Pirodi. Le scelte di mister Rimino, squalificato al suo posto Fabio Isoni anche per questa giornata. Dall'altra parte Cocozza tra i pali, Matteo Pinna, Fabio Podda, Michel Medda e Mattia Pinna in difesa, mentre inizia Villa Cidrese Sant'Elena con il primo possesso per la squadra ospite. A centrocampo ci sono Carboni e Cirronis Liliu, alle spalle di Suella, sulla destra Gioca Figus, sulla sinistra Muscas, l'11 scelto invece da mister Incani, che schiera come centrale difensivo Fabio Podda, l'esordio assoluto, prima convocazione, subito titolare al centro della difesa a fianco al più esperto Michel Medda per il classe 2007, con Mattia Pinna che si sposta a fare il terzino destro. Matteo Pinna reduce invece dall'avventura nel torneo delle regioni con la rappresentativa sarda, che dalla sua fascia destra abituale gioca invece a sinistra. Completo arancio per la Villa Cidrese, che recupera palla con Carboni. C'è anche Lillio che viene esteso in una zona interessante anche per provare il tiro in porta. Da lì potrebbe andare proprio il numero 10, che ha firmato l'ultima vittoria in campionato della Villa Cidrese qui a San Gavino Monreale contro la Tarros. Lascia la battuta a Carboni, provano a salire le torri, anche se oggi dicevamo deve fare a meno mister Incani, svoluto dalla coppia centrale titolare. Bruno infortunato, la Macchia squalificato, motivo per cui c'è l'esordio di Podda. Parte Carboni con il destro alla ricerca di un compagno sul secondo palo, nessuno che va ad attaccare il cross del centrocampista di Alghero. Allora si riparte con il rinvio dal fondo per Antonio Fortuna, la terna arbitrale Giuseppe Cozzolino di Ristano, Anna Maria Sabiu e Giovanni Meloni, entrambi della sezione di Carbonia, allineati per questo anticipo, l'unico anticipo di questa giornata di eccellenza, che può di fatto tagliare fuori completamente dalla corsa per i play-out una di queste due squadre. Liliu, palla che arriva dalle parti di Floris, perde palla il capocannoniere della formazione quartese. Stagione difficile, complicata per tanti motivi, come per esempio anche quello del campo, un tema non nuovo ormai per la società del presidente Meloni, che però quest'anno almeno si è tolta la soddisfazione di arrivare alla finale di Coppa Italia d'eccellenza. Niang a centrocampo cerca spazio per l'imbucata, palla che non passa, Muscas finisce giù, lascia giocare Cozzolino sul contrasto duro con Pilleri, ancora fuori Muscas. Alla fine è il Sant'Elena che butta fuori il pallone con Pirodi dall'altro lato.
si rialza Muscas, poi il contrasto duro con Pilleri che è arrivato in ritardo rispetto al pallone. L'arbitro che però ha preferito lasciare giocare almeno in questo avvio. Rimessa per la Villa Cidrese che dovrà restituire palla al Sant'Elena. Fa con Cirronis, capitano oggi, presumibilmente fino a fine stagione, visto l'infortunio di Toto Bruno. Fortuna. Pinna. Si abbassa Pilleri, poi Onnis cerca Luca Floris, anticipato il numero 9, Liliu, Carboni, perde per un attimo il controllo del pallone, torna dietro da Medda, Podda, Carboni, sbaglia un altro controllo, stavolta perde palla, Pilleri conduce e allarga per Anedda, si accentra, va col mancino, debole per impensierire Cocozza, quello che dopo 4 minuti è il primo vero tiro verso la porta. Parte da Medda, la Villa Cidrese, Cocozza. Del portiere, la ricerca di Isuel, la seconda palla attaccata e conquistata da Cirronis che prova a lanciare Figos nello spazio, in anticipo Giacca, protegge il rinvio dal fondo. Pinna, ex di questa partita, il numero 6 Niang, in verticale per Pirodi, finisce giù, lascia giocare l'arbitro, Minerva la tiene in campo, prova a scappare via sempre sulla sinistra, alla fine viene fischiato il fallo su Igor Minerva. Fadda, Niang, Pinna, Onnis torna ancora dal suo capitano, poi palla alzata per Luca Floris che cerca un controllo complicato, viene chiamato l'uomo a Matteo Pinna, se ne accorge troppo tardi, finisce col commettere fallo dopo aver perso il pallone. Palla conquistata da Nedda. Pallone lo specialista Fadda, cross teso in area di rigore, va a chiudere la Villa Cidrese che non riesce a ripartire, altro cross messo dentro, sono rimasti in avanti saltatori, in particolare Michelangiargia, allontana il pericolo la Villa Cidrese, non si fida Onnis, concede la rimessa. Pinna, ricerca di Cirronis, poi il colpo di testa di Niang, Liliu, provare a puntare, cerca il tiro in porta, palla sporca dalle parti di Isuel, la recupera Fadda, non si libera subito del pallone numero 10, alla fine è costretto ad allontanare, colpo di testa di Mattia Pinna, ancora ad intervenire, concedere questa rimessa al Sant'Elena. Fadda, il dribbling secco su Muscas, anzi su Figus che entra in ritardo, commette fallo, subito Fadda per Anedda, attenzione al vento, attenzione anche al rimbalzo, la gestisce bene Anedda, Onnis non riesce a trovare Pilleri, poi palla che resta pericolosamente sulla 3/4
campo della Villa Cidrese, si deve abbassare Suella e alla fine Pilleri torna dietro da Luigi Pinna. Fortuna riesce a ripartire da dietro Sant'Elena. Floris, duello con Medda, finisce giù, c'è Anedda che se la allunga troppo, Podda interviene e recupera. Cirronis per Figus, chiuso da Minerva che recupera e riparte. Si accentra Minerva, vede il taglio di Anedda, in ritardo Medda che poi va a fermare ancora il numero 7 del Sant'Elena, finisce giù, l'arbitro lascia ancora giocare sulle proteste della squadra quartese. C'è la chiusura di Minerva, poi Fadda la lascia Niang, si rimette lì Pilleri, poi Liliu con un gran numero si libera dalla pressione, prova a lanciare Suella, buono lo stop fermato all'ultimo da Pinna, arriva Muscas e col sinistro calcia alto. Innalzi il pallone, Ignazio. Giargia cambia con Pinna, passa Niang, ancora Pinna, Leri riceve, si gira, torna da Niang, riceve una posizione un po' scomoda, allora Sant'Elena che sceglie di ripartire da Fortuna. Giargia, la ricerca di Piroldi, la spinta parte di Mattia Pinna, subisce il fallo, punizione già battuta dal Sant'Elena che almeno in questo avvio sembra voler fare la partita. Anedda, Onnis alla ricerca dell'inserimento di Pilleri, palla troppo lunga, Niang, dietro per Pinna, Fadda, bella palla per Piroldi, fuori gioco, secondo Giovanni Meloni di Carbonia. Colpo di testa di Suella, esce direttamente alle parti di Fortuna che l'ha già rimessa tra i piedi di Luigi Pinna. Anedda, Onnis ad andare lungo, colpo di testa di Podda in chiusura, Pilleri vede Anedda sulla destra, vuole il cross, scivolata di Medda, calcio d'angolo conquistato dal Sant'Elena. Primo calcio d'angolo della partita. Cross di Fadda, molto sul portiere, attenzione a Floris che si coordina per il mancino al volo. Riesce a trovare la porta. Sul rigore nella vittoria contro il San Teodoro Porto Rotondo, l'ultima partita giocata dal Sant'Elena, in teoria il 30° turno di campionato che sarebbe dovuto giocare quest'ultimo mercoledì. Le squadre in realtà hanno anticipato sia il sabato prima di Pasqua sia il fine settimana ancora precedente. Qui il Sant'Elena che torna in campo dopo la partita giocata appunto il 24 marzo. Regolarmente mercoledì e di nuovo in campo oggi invece la Villa Cidrese con mister Incani che ha potuto approfittare della pausa sì per lavorare, ma come aveva sottolineato anche ai nostri microfoni, pausa troppo lunga, la scelta tra
torneo delle regioni e fine settimana di Pasqua. Infortuni poi non hanno sicuramente aiutato, in particolare l'ultima gara giocata Iglesias, dove sono fatti male a Imi dopo neanche 10 minuti Bruno e Aramu. Fadda riceve sulla tre quarti, porta a palla, Anedda ha un po' di spazio in area di rigore, le finte, si allarga sul destro, prova ad incrociare, con la respinta segna Luca Floris ma in fuorigioco. Buona azione di Anedda e anche buon tiro del numero 7. La respinta, partito evidentemente oltre Luca Floris. Niang. Fadda. Larga stavolta dall'altra parte per Pirodi, può provare a puntare l'ex continentale sarda. Minerva, ancora per Fadda sotto la pressione di Cirronis che commette fallo. Fadda insiste sulla sinistra, sale Minerva, sportellate con Mattia Pinna che alla fine protegge il pallone. Poi l'arbitro qualcosa da ridire a Cocozza, ma protestano su quel contatto che poi alla fine l'arbitro ha anche fischiato in favore di Mattia Pinna. Palla lunga recuperata da Pilleri, si lotta ancora in mezzo al campo, vince il rimpallo Niang che va da Nedda, buono il controllo, prova a guadagnare campo il numero 7, accompagna l'azione Onnis, il cross basso con il destro, ci mette il piede Medda, Figus, verticale con Lilio che si era allargato dall'altra parte, Suella che invece chiamava palla largo sulla sinistra. Stesso ancora invece per il Sant'Elena con Fadda pressato, Niang, Pilleri si è accentrato adesso il numero 8 che va da Pirodi, Minerva, Niang, verticale per il taglio alla ricerca di Floris. Giargia, Niang pressato da Suella, la gestisce bene, poi Pirodi di prima cerca Floris, lo trova alla fine Pilleri, ma il pallone di ritorno di Floris per il numero 8 non è preciso, poi Medda sgomita e non poco per liberarsi della pressione. L'arbitro non fischia subito, non fischia il fallo, fischia dopo in un secondo momento perché il colpo è stato comunque forte. Proteste del Sant'Elena. Questo contatto che ha visto Pilleri avere la peggio. Successo a Si rialza Pilleri che adesso deve uscire dal campo visto che è intervenuto lo staff della panchina. Poi palla che viene riscodellata, la Villa Cidrese che inizia da dietro, Sant'Elena momentaneamente ancora in 10. Questa sbracciata di Medda ai danni di Pilleri. Cocozza, palla lunga per Suella, scavalcato, Giargia
poi Anelda, Floris, Fadda, tutto di prima, se la allunga, poi Fadda solo il controllo. Figus allora dall'altra parte per la Villa Cidrese, prova ad andare dentro, sbaglia la scelta, perde il pallone la squadra di mister Incani. Giargia, Fortuna, il Sant'Elena a far girare palla, coinvolgendo tutta la difesa. Adesso si va addirittura da Onnis, poi in verticale Aneda, Floris, Pilleri, ancora di prima l'azione del Sant'Elena con Fadda che cambia dall'altra parte per Minerva, c'è spazio per spingere, Minerva per Fadda, il controllo, il tentativo di cross con deviazione, secondo calcio d'angolo, stavolta dall'altra bandierina per il Sant'Elena. Non cambia però il piede per il cross, sempre il mancino educato di Michele Fadda. Il Sant'Elena che passa lì nuovamente Angiargia e Luigi Pinna. Spinta in area di rigore con Medda e Pinna forse richiamati, per dire anche ad Angiargia, il direttore di gara. Il problema per Angiargia che fresca prima di questo calcio d'angolo, il sinistro ad uscire di Fadda, colpo di testa proprio di Angiargia, palla che resta in area di rigore, la lascia rimbalzare pericolosamente Pinna, poi arriva Luigi Pinna, insiste ancora Angiargia, destro murato, vorrebbe una deviazione con la mano, ma non ci sembrava assolutamente che ci fosse. Poi alla fine la Villa Cidrese che cerca di ripartire, subisce fallo. In due, murare il destro di Michele Angiargia, anche lui in gol nel 2-1 su Porto Rotondo, insieme al rigore battuto e segnato da Luca Floris, quello che è il primo gol del difensore, è stato il primo gol per il difensore Maglia Sant'Elena, lui che è arrivato nel mercato di riparazione dal Monastir. Poi Pilleri cade da solo, probabilmente è ancora qualche problema rimasto dopo il colpo subito in precedenza da Medda. Gioco che torna a fermarsi, forse è costretto il Sant'Elena al primo cambio. Sì, chiamano il cambio, compagni. Anche il caldo e il sole sicuramente non aiuta. Allora, vediamo chi dovrà entrare dopo 22 minuti. Metà del primo tempo. Con i Pilleri con il numero 8, dentro con il numero 20 Nicolazzei. Al
23esimo del primo tempo, primo cambio obbligato per il Sant'Elena. Si riparte. Mangiargia, Minerva alla lunga con Floris che controlla e prova a scappare via Podda. Servito Piroddi in area di rigore, Piroddi va sul mancino, sul fondo, prova a rimetterla in mezzo, la chiusura di Medda, l'ultimo tocco che però è stato di Piroddi, mentre palla che era già uscita. Cerca probabilmente di Suella, alla più corta intercettata da Nedda. Floris controlla, prova a puntare l'area di rigore, il numero per saltare Carboni, contatto regolare, Villa Cidrese che poi sbaglia il passaggio per allargare dall'altra parte per Figus. Sant'Elena che sceglie di ripartire poi da dietro dalla rimessa laterale, Luigi Pinna. Azzei, che ha probabilmente il suo primo pallone. Anedda, Niang, Minerva, qualche problema a controllare questo pallone. Poi Fadda alla ricerca di Piroddi, c'è l'anticipo di Mattia Pinna, la che scorre in rimessa laterale sempre davanti alla propria panchina per il Sant'Elena con Niang che riceve e torna da Minerva. Piroddi, bello il numero in area di rigore, Piroddi forte senza trovare Floris che vorrebbe una deviazione, invece una palla che va direttamente dall'altra parte in rimessa laterale per la Villa Cidrese dopo il buono spunto di Piroddi, è riuscito a mettere dentro il pallone giusto il numero 11 con il suo gol a Bonorva contro il Bosa, ha regalato la storica finale regionale di Coppa Italia al Sant'Elena, finale poi giocata ad Abasante e persa per 1-0 contro l'Ossese. Carboni larga per Lilleo, la che esce. Onnis, Floris con il tacco per Fadda, non ci arriva il numero 10, il rimpallo che favorisce Piroddi, torna dietro in sicurezza a Minerva, nuovamente Piroddi che torna ad avere un po' di campo per puntare, Piroddi per Floris, limite dell'area, calcia con il destro, blocca a terra Cocozza. Altro tentativo per il Sant'Elena con Luca Floris, destro insidioso ma non abbastanza per impensierire Cocozza. Pinna di testa dietro per Fortuna, Pinna, Mangiargia e adesso Minerva. Il giro palla della formazione quartese, la lunga per Anedda, sembra stato anche Teo Pinna, però sfiora evidentemente il pallone visto che la rimessa per la formazione di mister Rinino che deve ancora scontare le 4 giornate di squalifica. In panchina c'è anche oggi Fabio Isoni. Messa laterale ancora
Sant'Elena. Onnis, Floris la spizza, l'inserimento di Azzei, finisce giù Cirronis, arbitro che però continua a far giocare questi contatti. Azzei in incontro chiuso, guadagna l'ennesima rimessa. Onnis, Fadda, Niang, vuole il cross, posizione irregolare di Pirodi che comunque non era riuscito a rendersi pericoloso. Conclusione debole, bloccata da Cocozza, è arrivato il fischio, bandierina alta, parte dell'assistente Leoni Meloni di Carbonia che in avvio ha anche annullato gol per fuorigioco a Floris, dopo che Cocozza aveva respinto il diagonale di Anedda. Per Onnis, 30 secondi alla mezz'ora, primo tempo, sempre 0-0. Sant'Elena che ha avuto le uniche occasioni per sbloccare questa partita. Fallo su Niang, punizione che batte Pinna, Minerva, Pirodi. Cambio gioco, intercettato facilmente da Muscas che non spinge, torna dietro pericolosamente da Cocozza, di prima deve andare lungo il portiere della Villa Cidrese, duello aereo vinto da Pinna contro Suella, seconda palla di Figus, poi Cirronis, tutto al volo, anche Lillio che prova a metterla giù, cerca il numero su Pirodi, attenzione alle qualità del numero 10 della Villa Cidrese, steso alla fine proprio da Pirodi. Punizione senza il centrocampo per la squadra di mister Incani che continua a dare indicazioni ai suoi. Carboni vuole il cambio gioco per Muscas, Onnis la legge, intercetta e Anedda prova a far ripartire i suoi, si allarga Luca Floris che però sul controllo se la allunga troppo, Medda prova a rilanciare subito Suella, buca Onnis, alle sue spalle c'è però Pinna, la chiama anche Fortuna e alla fine è il portiere del Sant'Elena a controllare. La Giargia, Niang, fatta Niang, veramente il giocatore del Sant'Elena ad aver toccato il maggior numero di palloni in questa partita, anche se in fase di possesso e impostazione si aiuta tanto anche con la propria linea difensiva di mister Rimino. Porta palla a Pinna, Niang, largo c'è Minerva, per vie più centrali invece Fadda, attenzione all'inserimento di Minerva, visto da Fadda, intercetta Teo Pinna, poi Podda, ancora Niang a recuperare l'ennesimo pallone della sua partita. Palla che filtra per Azzei, largo c'è Anedda, va a servirlo Azzei e Anedda crossa direttamente sul fondo, vorrebbe una deviazione, però non c'è per la terna arbitrale. Di testa di Onnis sul rinvio lungo, concedere la rimessa la Villa Cidrese. Teo Pinna, Muscas in un look per Lilliu,
riesce a controllare e tenere in campo questo pallone. Carboni controlla, torna dietro da Podda. Rischia tanto esordiente classe 2007 che perde il pallone. Fadda per Pirodi, c'è spazio per il Sant'Elena, prova a sfondare Pirodi da quelle parti, si riappoggia a Fadda in un look nuovamente per Pirodi che cerca la conclusione verso la porta. Che invece non impensierisce Cocozza, trova solo l'esterno della rete. Non punisce l'errore giro palla della Villa Cidrese e Sant'Elena. Vio lungo di Cocozza. Poi di testa di Angiargia, Cirronis, Liliu, porta palla, ancora Alberto Liliu, le finte, pressato da Niang, pinna per Figus, duello in velocità con Minerva lungo la linea laterale, palla che però esce, secondo Anna Maria Saviu, che ride la sezione di Carbonia. Angiargia riceve dalla laterale, alza questo pallone, il sole disturba Carboni che però riesce ad intervenire, Fadda, altra palla alzata, Cirronis di testa, non trova Suella, Niang, poi di prima Pirodi per Floris che può provare ad accendersi in contropiede, Luca Floris non riesce a saltare Podda, Sant'Elena che resta avanti con la rimessa laterale. Floris lotta su questo pallone, cambio gioco per Anedda, 7 dietro per Onnis, Fadda, applicato il controllo, Cirronis prova a lanciare Muscas, controlla a seguire, Niang gli taglia la strada, poi retropassaggio che rischiava di favorire sia Suella che Muscas, riuscita di fortuna, ancora Cirronis di testa, poi in ritardo Azzei su Carboni, c'è il fallo del numero 20. Arbitro che va a dire qualcosa proprio all'unico giocatore subentrato della partita dopo l'infortunio di Pilleri. Per il momento non estrae cartellini il direttore di gara. Cure anche per Carboni. Nostra terra dolorante dopo questo contrasto, centrocampista classe 2003. Momentaneamente ad uscire Carboni, che però sembra essersi già ripreso un po' la botta subita. Medda va lungo in ricerca di Muscas, anticipa e chiude pin, Cirronis per tenere poi in avanti la Villa Cidrese, Medda dietro da Cocozza, il segnale per far alzare la pressione del Sant'Elena. Cocozza allora va a lungo per Figus, duello aereo con Minerva, palla che arriva dalle parti di Azzei che torna dietro da Fortuna, allora può risistemarsi per iniziare una nuova azione il Sant'Elena. Pinna, Angiargia, verticale, Fadda prova ad allargare di prima intenzione, attenzione al rimbalzo, chiude Mattia Pinna, Suella va a puntare Niang, protegge la rimessa laterale il centrocampista senegalese.
Niang rischia tanto, recupera Liliu sull'errore in disimpegno del centrocampista del Sant'Elena. Liliu poi sterza, cambia tutto per Suella, la mette giù il numero 9, la lascia lì per Figus che prova ad andare dentro. Un tiro, era un tiro decisamente troppo debole, è stato un passaggio invece totalmente impreciso. L'esito comunque quello di aver vanificato una possibile buona occasione dopo l'errore del Sant'Elena, diversi errori da una parte e dall'altra, due squadre che non stanno vivendo una buona stagione, c'è soprattutto la classifica ma non solo. Suella vuole l'Eurogol, è nelle sue corde ma va lontanissimo dal bersaglio. Per Suella, uno decisamente molto bello, segnato per i punti qui a San Gavino, una delle 4 vittorie del campionato della Villa Cidrese, sì, invece quelle del Sant'Elena. Andata la sfida giocata a Molino Beggio, Cagliari finì 0-0, testimoniare un po' offensive di queste due squadre incontrate in corso della stagione. Ci prova ancora Suella, stavolta decisamente impreciso, senza riuscire neanche a dare quella potenza giusta. Scocca anche il 40esimo, ultimi 5 minuti prima dell'intervallo, continua a resistere lo 0-0. Angiargia, palla in verticale, zona Luca Floris anticipato, Fadda la lascia rimbalzare, poi Fadda la gestisce bene, torna dietro, Angiargia, fortuna, ancora Angiargia. Minerva, Niang. Si alza la pressione dei Carboni, Niang allora torna dietro da Antonio Fortuna. Pinna per Niang. Fadda controlla, finisce giù, in contrasto con Muscas, c'è il fallo del numero 7 della Villa Cidrese. Azzei, già ripartito Sant'Elena, Fadda chiude l'1-2 con Azzei, verticale per Piroddi, accompagna l'azione internamente anche Minerva. Piroddi prova a saltare Mattia Pinna che va a commettere fallo, calcio di punizione per il Sant'Elena. Lì è complicato trovare la porta per il mancino dello specialista Fadda, comunque va sul pallone per un possibile cross. Solo uno in barriera per Cocozza. Cross di Fadda, colpo di testa di Floris, con deviazione sarà calcio d'angolo. Terzo corner per il Sant'Elena. Colpo di testa di Luca Floris. Sempre dal mancino di Fadda, parte il cross, altezza primo palo, la deviazione di Matteo Pinna, attenzione a Suella che può lanciare il contropiede, quasi in superiorità numerica, in verticale Muscas, sbaglia il controllo, poi prova comunque a fiondarsi sul pallone, la chiusura di Niang che esce addirittura palla al piede della pressione, verticale Piroddi, di prima allarga per Fadda, può portare palla, accompagna Onnis, servito il terzino destro, di prima il cross, attenzione al controllo al limite dell'area per Floris, vorrebbero un altro pallone dentro i giocatori del Sant'Elena, poi
Poi il tentativo murato di Luca Floris. Sta in avanti la squadra quartese. Fadda controlla senza far toccare il pallone a terra, poi cerca un compagno, non lo trova, allontana la Villa Cidrese. Attenzione ad Angiargia, la finta, eludere poi il movimento di Suella che stava provando ad attaccare. Il retropassaggio, sbaglia tutto Pinna, Carboni prova ad andare da Muscas, chiude Onnis. Non il primo errore del Sant'Elena in fase di impostazione, non il primo errore della Villa Cidrese che dopo che recupera palla non approfitta per punire. Palla lunga, Medda dietro per Cocozza, pressione forte di Piruddi, Cocozza di prima direttamente in rimessa laterale. Ultimo minuto del primo tempo, poi saranno 2 quelli di recupero. Sponda con il petto di Anedda Perazzei, chiude Medda, palla che rimbalza in zona Luigi Pinna. Pressato da Lileo, torna dietro da Fortuna. Realizzati i 2 di recupero, la pressione della Villa Cidrese con Angiargia che non legge bene il rimbalzo, poi alla fine riesce a chiudere, arriva anche Minerva, passaggio orizzontale rischioso per Onnis che riesce a superare la pressione di Muscas, poi arriva anche Matteo Pinna, palla che non esce, finisce giù Muscas, arbitro che lascia giocare Niang. Fadda che allarga tutto per Piruddi, ancora giù Muscas. Floris che si è allargato, non Piruddi, subisce fallo, calcio di punizione e cartellino giallo per Carboni. Le proteste, il mancato fischio su Muscas da parte di Cirronis. Sistema il pallone Fadda, può mettere dentro un altro cross, un po' quello precedente, sempre su punizione, che ha innescato il colpo di testa di Luca Floris. Ancora Fadda, stavolta ha cercato Luigi Pinna, colpo di testa direttamente alto, stavolta senza deviazione. Ultimo minuto per il recupero, formato da 2. Successo per questo primo tempo. Questo è il fischietto già in bocca per Giuseppe Cozzolino di Ristano che rimanda le squadre negli spogliatoi. 0-0 a San Gavino Monreale tra Villa Cidrese e Sant'Elena. Ci prendiamo una pausa anche noi, poi torniamo in diretta per il secondo tempo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit?
Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sai affatto! Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il Consorzio Griffoni. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente.
Amici di Directa Sport, nuovamente collegati in diretta da San Gavino Monreale, la 31esima giornata del campionato di eccellenza. Villa Cidrese e Sant'Elena ancora sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti, un paio di occasioni le ha avute Sant'Elena per sbloccare la partita, non per cambiare il risultato di una gara tra l'ultima in classifica, la Villa Cidrese, e la penultima, il Sant'Elena. Potrebbe davvero chiudere completamente i conti da un punto di vista dell'aritmetica per quanto riguarda la corsa play-out. Inizia la ripresa, nessun cambio nella Villa Cidrese che riparte con Cocozza tra i pali, linea difensiva formata da Mattia Pinna, Podda, Michel Medda e Matteo Pinna. In mezzo al campo ci sono Cirronis e Carboni, Muscas a sinistra, Figus a destra, Liliu a supporto di Suella. Gli stessi 11 scelti per iniziare la partita per mister Renato Incani. Dall'altra parte il Sant'Elena ha dovuto fare un cambio obbligato, fuori Pilleri, dentro Azzei nel 4-3-3 di mister Rinino, con Fortuna tra i pali. In difesa Onnis Minerva, i due terzini, Luigi Pinna e Angiargia i due difensori centrali, Niang, Fadda e Azzei che è subentrato al posto di Pilleri del primo tempo. Poi tridente, Pilleri a sinistra, Floris al centro e Anedda che trova Fadda largo a destra. C'è un fischio con Fadda che era rimasto giù, ma il fischio c'è stato perché l'arbitro ha deviato il pallone. Disposizione per la Villa Cidrese, il secondo portiere Sizia, Follesa, Vargio, Fantasia, Piteu, Pilloni, Zedda e Pilleri. Dall'altra parte Celli, Carta, Giancarli, De Logu, Saba, Moro, Mura e Pilloni. Per gli altri eventuali 4 cambi dal Sant'Elena, visto che uno l'ha già effettuato. Muscas, Lileo, largo a sinistra, non la tiene in campo. Minerva torna dietro da Angiargia, poi ancora Pinna, lancio lungo alla ricerca di Anedda, palla troppo profonda però per il 7 maglia verde. Seconda palla conquistata da Liliu, palla per Muscas, la tiene in campo, prova a mettere dentro il cross, palla che in realtà è uscita. Piroddi prova a girarsi sulla pressione di Mattia Pinna, rimessa laterale per il Sant'Elena. Colpo di testa di Piroddi, Azzei prova a fiondarsi, c'è Medda in anticipo, poi Muscas si gira, prova a liberarsi dalla pressione, prova il cambio gioco con il destro, non è il suo piede. Infatti sbaglia tutto Luca Muscas, prende posizione Piroddi, si gira, poi commette fallo su Cirronis.
Colpo di testa di Minerva, Cirronis anticipato da Fadda, poi forse anche un pestone, l'arbitro lascia giocare, cambia gioco per Muscas, termina direttamente in rimessa laterale. Copione di questi primi 5 minuti di secondo tempo, di fatto identico a quello dei 45 del primo. Tanti errori, poche occasioni. Medda in anticipo su Floris. Mitri con un'altra rimessa a Sant'Elena, Azzei riesce a liberarsi della pressione, poi il tocco in verticale intercettato da Matteo Pinna, Suella controlla, prova a girarsi, riesce traccia Niang, arriva anche Pirodi, poi netto fallo di Suella su Pirodi, punizione che vorrebbe subito battere Niang, calcio di punizione invece dovrà attendere qualche secondo. Fadda, Azzei, ancora Fadda. Prima per Minerva, dietro per Luigi Pinna. Onnis, Azzei, l'anticipo di Carboni, ancora Carboni, dopo lo scambio con Muscas, le finte, torna dietro. Teo Pinna butta un po' lì in avanti, seconda palla conquistata da Suella che la mette giù, prova a giocarsela con Figus che salta Minerva, mette dentro il pallone Figus, non può arrivare nessuno. Fadda. Minerva, lo spunto, poi palla che passa, Floris Minerva, ancora Minerva, continua a giocare, qualche protesta forse per un tocco con la mano, alla fine rimessa laterale Sant'Elena. Fadda, cross a memoria, attenzione all'errore di Matteo Pinna. Si accontenta del calcio d'angolo Anedda, il quarto. La partita per il Sant'Elena, 0 invece per la Villa Cidrese che si è vista davvero poco dalle parti di Antonio Fortuna. Ha provato Suella con un tiro da casa sua che non ha trovato lo specchio, per il resto forse un'altra conclusione di Muscas, ma poco altro. Fadda, cross chiuso da Matteo Pinna. Azzei vuole proteggere la rimessa laterale e ci riesce a restare davanti la squadra quartese. Lillio cerca lo spunto. Il numero 10 della Villa Cidrese si è completamente svuotata la panchina del Sant'Elena per le operazioni di riscaldamento. Per il momento solo 3 invece giocatori della Villa Cidrese che si riscaldano per un eventuale subentro in corso di questa ripresa. Minerva di prima, c'è lo spazio per Floris, il controllo con il petto, chiude Medda che poi prova ad arrangiarsi come può e alla fine subisce fallo di Pirodi, calcio di punizione Villa Cidrese. Alla lunga Niang prima di Lileo, Minerva prima di Suella, con il numero 1 della Villa Cidrese che va anche a commettere fallo. Pinna, porta palla il capitano del Sant'Elena, in verticale, c'è lo spazio per Azzei, Fadda, non c'è spazio per il mancino e allora allarga per Pirodi, 1 contro 1, Pirodi vuole spazio per il destro, costretto ancora ad allargare. Onnis, cross basso che passa, c'è Niang, anticipato da Cirronis,
poi recupera la Villa Cidrese con Carboni che adesso prova ad andare in contropiede, largo c'è Suella, solo a sinistra, 1 contro 1 con Onnis, Suella la mette per Carboni, scordina per il destro al volo, lo mura Minerva, Cirronis, squadre spezzate in 2, poi palla di Cirronis per Figus e termina in rimessa laterale. Provato ad approfittare di questo contropiede della Villa Cidrese. Ancora una volta fa fatica la squadra di mister Incani quest'oggi farsi vedere davanti, tante assenze per la Villa Cidrese, qui fischiata una trattenuta, punizione che vorrebbe battere subito la Villa Cidrese, deve però arretrare nel punto di battuta Carboni e lascia alla fine l'operazione a Mattia Pinna. Figus cerca l'1 contro 1, perde palla su Azzei, poi da dietro vuole il recupero Figus. Fallo del numero 11. Luigi Pinna. Onnis. Verticale, Floris si è allargato, palla per Fadda, un po' dalla legge e chiude, poi Anedda per alimentare l'azione offensiva, accompagna come sempre Onnis, il cross che Medda chiude, concede il quinto calcio d'angolo a Sant'Elena. Sempre Fadda dalla bandierina, sempre Pinna e Angiargi a riempire l'area di rigore. Prova a sfruttare un'altra occasione da palla inattiva. Sant'Elena che ha pronto probabilmente un altro cambio. Cross di Fadda sotto porta, non arriva la deviazione vincente. Sarà ancora corner per il Sant'Elena, ultimo tocco è stato dalla difesa della Villa Cidrese. Fadda, altro cross, stavolta allontana Matteo Pinna, chiude bene Anedda, Fadda, il cross di prima, Cocozza con i pugni per allontanare, poi Azzei la rimette dentro, Pirodi probabilmente in fuorigioco, anche se la bandierina resta giù, Cocozza in anticipo blocca. Fa alzare i suoi per il rinvio lungo. Muscas, complicato tenere in campo questo pallone, infatti non ci riesce. Fuori Pirodi con la maglia numero 11. Dentro con la 19 Matteo Pilloni. Secondo cambio dopo quello obbligato, Azzei che ha preso il posto di Pilleri nel primo tempo. Cambio tattico invece questo con Pirodi che non prende benissimo la sostituzione. Al suo posto Pilloni. Azzei ha spazio, porta palla, limite dell'area. Floris, Fadda, calcia forte centrale, respinge Cocozza. Pilloni per alimentare l'azione offensiva, le finte di Pilloni, dietro per Niang, non riesce a crearsi lo spazio per concludere. Ancora in avanti il Sant'Elena, Fadda prova ad andare da Pilloni, troppo profonda, troppo imprecisa. Di Cocozza, il Leo la blocca con le mani direttamente fuori dal campo.
abituati davvero a giocare pochi palloni oggi la Villa Cidrese. Azzei, la recuperata Cirronis, prova a lanciare il contropiede, ma Niang chiude tutto, ferma ogni possibile transizione sul nascere. Molta più pazienza invece il Sant'Elena gestisce, anche pericolo l'ha creato ma non abbastanza per provare a vincere questa partita. Suella la lascia lì con la suola per Carboni, finta di Muscas sulla pressione di Anedda, ancora Carboni che sbaglia tutto e allora possibilità per il Sant'Elena con Anedda, fermato da Medda. Muscas pressato da 2, non riesce a ripartire, salta però e spezza il raddoppio, poi finisce giù. Stavolta c'è il fischio, calcio di punizione per la Villa Cidrese. Superato il quarto d'ora in questo secondo tempo, 60 minuti abbondanti senza gol. San Gavino Monreale. Forse arriva il primo cambio anche per la Villa Cidrese, con Medda che va a lungo da Liliu, la sponda per Muscas, Onnis in anticipo prova a proteggere, la regala a Liliu che la tiene in campo sulla pressione anche di Azzei, con l'aiuto di Niang l'ha recuperata il Sant'Elena che verticalizza per Floris, buona la chiusura di Podda, poi Minerva Suella, ancora Suella che tiene in qualche modo il pallone e alla fine arriva il fischio, fallo su Michele Suella. Calcio di punizione per la Villa Cidrese. Uno in barriera per fortuna, siamo lontani dalla porta, che pochi uomini a riempire l'area di rigore, a dire la verità. Vicina a Medda. Medda ad andare al cross per Cirronis che di testa la vuole mettere dentro. Facile per fortuna bloccare e adesso lanciare il contropiede con Floris, anzi Anedda, facilitato dal rimbalzo, poi protegge il pallone Matteo Pinna. C'è il fallo di Anedda sul terzino. Forse è pronto il cambio della Villa Cidrese. Magnetta pronta. Non è ancora il momento. Cocozza al rinvio lungo. Ha doppiato Suella. Liliu, le finte, fuori gioco per Muscas, punizione per il Sant'Elena. Possibilità per il Sant'Elena, intercetta Matteo Pinna, Suella. Figus può provare a puntare Minerva, ancora Figus, finisce giù e il fallo è di Minerva. Momento del cambio. Fuori Figus con la 11, dentro con la 22 Diego Pilleri, classe 2007, 2007 in campo per la Villa Cidrese. Primo cambio per la Villa Cidrese, probabile in arrivo il terzo invece per il Sant'Elena con l'ingresso del brasiliano Moro. Suella, largo sulla destra, cerca proprio Pilleri appena entrato, perde il primo pallone che tocca, Fadda di prima per Azzei.
contropiede con Floris largo a sinistra, rimbalzo, facilità Cocozza, poi sbraccia Floris con Cocozza, poi hanno da dirsi qualcosa, sicuramente non l'invito a cena, con Floris che viene ripreso dal direttore di gara, a disturbare in maniera anche abbastanza inutile Cocozza, che va già il pallone tra le mani. Eccolo qui, il cambio, il terzo, con l'ingresso di Moro con la maglia numero 17. Fuori Azzei, che era entrato il primo tempo al posto di Pilleri. Moro ovviamente a fare la prima punta, Floris si abbassa nel ruolo di seconda punta. Nel frattempo si riparte, si allarga a sinistra Pilloni, Anedda se la larga a destra in quello che adesso è un 4-2-3-1 per il Sant'Elena. Palla lunga per Floris, chiuso da Medda, rimessa laterale per il Sant'Elena. Palla dentro, allontana Podda, poi arriva Fadda, Murato. Pilloni in erba, prova a girarsi, chiuso da Mattia Pinna. Palla dentro che rimbalza, attenzione a Floris che si gira. Cercato il gran gol Luca Floris, non ha trovato la porta. Chance per il Sant'Elena, che nel primo tempo qualche occasione l'ha avuta, contrario della Villa Cidrese. Una partita in cui comunque il risultato rispecchia completamente quanto visto in campo. Attenzione al rimbalzo, un Moro e Medda a vuoto, non ne approfitta Luca Floris. Sant'Elena che resta davanti, rimessa laterale lunga subito per Floris, in area di rigore ancora Floris, le finte, finisce giù. Poi probabilmente la tocca anche con le mani da terra, recupera nuovamente Carboni che allontana il pericolo direttamente sui piedi di Onnis. Altro cross messo dentro per Moro, c'è la spinta sul brasiliano ma era anche in fuorigioco. Molto ogni dubbio il fuorigioco da un'eventuale spinta da penalty. Superata la prima metà di secondo tempo, che è il 23esimo. Per il momento in una partita e tre quarti Sant'Elena e Villa Cidrese non sono riusciti a farsi gol a vicenda, considerando anche l'andata. Attenzione, altro pallone orizzontale pericoloso che la Villa Cidrese allontana. Minerva deve salire su Ella in pressione, tocco dietro per Angiargia. Adesso più offensivo ovviamente il Sant'Elena, che questa partita la deve vincere. C'è il fallo su Moro, anzi fallo di Moro, le proteste del Sant'Elena. Ha finito giù il brasiliano, finalmente però ha toccato con la mano il pallone. Pinna la mette giù, poi palla alzata,
azione già battuta da Sant'Elena. Onnis per Floris, limite dell'area, ha un po' di spazio, calcia verso la porta, esterno della rete, ci prova ancora Luca Floris. Colpo di testa di Cirroni, Sangiargia sbaglia il primo tocco, poi prova ad allontanare, c'è Lillio che cerca con un numero di prestigio metterla giù, poi fuori gioco di Muscas, alza nuovamente la bandierina. Pin per Moro, podda da dietro, prova a disturbarlo, poi Carboni, c'è spazio per Diego Pilleri, ancora Diego Pilleri, riesce ad evitare la pressione di Fadda, poi la lascia lì per Carboni che si libera dalla pressione, cambia tutto per Muscas, ancora Muscas, fermato da Onnis, poi c'è il fallo di Muscas sullo stesso Onnis, entrambi giù a terra. Ingresso dello staff sanitario per Muscas dopo questo contatto. Vediamo se mister Incani ha pronto qualche altro cambio. Mentre sostituzione la fa il Sant'Elena, fuori Onnis, comunque si era rialzato dopo questo contrasto dentro con la 15 De Logu. Quarto cambio per il Sant'Elena, l'ingresso di De Logu per Onnis. Forse la Villa Cidese è pronto a rientrare in campo Fantasia dopo un periodo di assenza per infortunio. Medda. Muscas cerca Lilleo, non lo trova. Angiargia, centrale, Moro con il tacco per Floris che prova a far fuori con il dribbling tutta la difesa della Villa Cidrese, cerca il piazzaconto con il destro Murato, poi ancora ad insistere con Niang, qui ha cercato la grande azione Luca Floris, passaggio di Minerva che non arriva dalle parti di Pilloni, altra palla che rimbalza, poi Carboni subisce il fallo di Niang. Punizione a metà campo per la Villa Cidrese, come ci stiamo avvicinando anche alla mezz'ora di questo secondo tempo, che continua a regnare lo 0-0. Carboni, Matteo Pinna, subito per Muscas che la mette giù in posizione più centrale, adesso il 7 che carica il sinistro, Murato con Niang che stava a mezzo metro di distanza, altra palla di Matteo Pinna, Angiargia, Muscas gliela porta via, la vuole sul mancino Muscas che prende la mira, calcia col sinistro sul fondo.
Fortuna. De Logu, Moro, Niang, Fadda, Floris. Moro, anticipato da Matteo Pin. Fermare il contropiede, ci pensa De Logu. Fadda torna dietro da Pin. Anedda, sovrapposizione di De Logu. Servito. Il cross basso deviato, arriva comunque a Moro, spalla alla porta, vuole la sponda per Niang, calcia col sinistro, attenzione alla serie di rimpalli e deviazioni, un ultimo tocco e di un giocatore della Villa Cidrese, sarà ancora calcio d'angolo per il Sant'Elena. Bella azione. Settimo corner. Siamo entrati ufficialmente nell'ultimo quarto d'ora. Cross di Fadda basso sul primo palo, sul secondo c'è Minerva che di testa si divora il vantaggio. Probabilmente l'occasione migliore per andare avanti. Mancata la deviazione sotto porta, istinto la bomber di Minerva che nasce come attaccante. In questa stagione soprattutto si è riscoperto come difensore. Inizio stagione con mister Marco Piras, giocava addirittura come difensore centrale nel 3-5-2, come uno dei braccetti della difesa. Fadda supera Carboni, altro numero di Fadda, non c'è fallo di Pilleri, Suella poi deve sgomitare, torna dietro da Pinna che alza un pallone, Pilleri prova a metterlo giù, Cirronis sbaglia nell'apertura per Lillio, forse è arrivato il momento di fantasia, fuori Lillio con la 10, dentro con la 18 Antonio Fantasia. Secondo cambio per mister Incani, ne ha fatto 4 invece di Sant'Elena. Palla lunga, viene controllata da Cocozza. Suella, primo pallone di Fantasia, buono per Muscas, un po' lungo, prova a proteggere il rinvio dal fondo Fortuna, ci riesce. Niang, Minerva, Bassamoro che prova a liberarsi della pressione di Podda con il fallo con il direttore di gara. Moro già battuto per Floris, defilato, lato corto dell'area di rigore, prova a puntare Medda, va sul destro Floris per Moro, calcia con il destro sul corpo di Mattia Pinna, poi si coordina Nedda, Muscas chiude, prova a far ripartire Fantasia. Pinna, tocco dietro Niang, da 3/4 limite dell'aria, attenzione a iniziativa di Pilloni, fermato, attenzione al contatto, c'è la punizione al limite dell'area di rigore, il cartellino giallo per Medda. E questo può essere come un calcio di rigore
Michele Fadda. Ovviamente non ci sono dubbi sul tiratore. Negli ultimi 10 minuti Cozza ha sistemato la barriera. Parte Fadda sul fondo. Non è riuscito a inquadrare lo specchio. Lo specialista in maglia numero 10. Le sue punizioni è stato decisivo anche nel cammino in Coppa Italia del Sant'Elena. Cocozza per rinvio lungo, un core in rimessa laterale. Copione di praticamente tutta la partita. Podda di testa, la mette giù Pilleri. Chiapin va andare in profondità da Suella. Attenzione ad Anciargia, la perde sulla pressione di Suella. Anche Minerva a chiudere. Suella lotta e alla fine guadagna la rimessa laterale. L'ultimo cambio per il Sant'Elena, dovrebbe uscire Anedda, anche se c'è un giocatore rimasto a terra. Deve trattarsi di Anciargia, che potrebbe allora cambiare un po' i piani dell'ultima sostituzione. Stringe i denti l'ex Monastir, resta in campo, allora aspetta la panchina per effettuare il cambio. Suella, Carboni, Cirronis in avanti dove non c'è nessuno. Confermato il cambio, alla prossima palla fuori. Pilleri porta palla davanti a Pilloni, la sterzata di Pilleri che poi se ne va via con un gran dribbling. Mentre dentro il cross, nessuno che attacca questo pallone. C'è De Logu che concede il primo corner della partita alla Villa Cidrese quando siamo ormai sul finale, 38esimo in corso, 7 quelli del Sant'Elena. Vediamo se allora ritarda il cambio, direi di sì, la panchina quartese no. Fuori Anedda con la 7, dentro con la 16 Stefano Saba. Schema per il sinistro di Muscas, Murato, palla che resta ancora buona con Fantasia, che alla fine guadagna la rimessa laterale. Ancora qualche secondo, Fantasia, rimessa a lungo, un cross con le mani per Pilleri, Carboni, limite dell'aria, poi Cirronis a vuoto, vediamo se c'è spazio per il contropiede con Saba che tocca il suo primo pallone. Moro preferisce rallentare il gioco, si appoggia facile a Niang, pressato da dietro da Fantasia. Minerva
Pinna, De Logu. Adesso 4-2-4 per il Sant'Elena con Saba a fianco a Moro e Floris che adesso fa l'ala destra. Palla per Moro che prende posizione, prova a girarsi, Podda gli chiude il tiro, allora Moro allarga proprio per Floris. Cerca lo spunto Floris, se la allunga decisamente troppo. Sarà rimessa dal fondo, l'ennesima per Cocozza. Ormai siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita, poi sarà recupero. Pilleri lotta su questo pallone, Suella, largo sulla destra, 1 contro 1 con Minerva. Prova il dribbling, lo chiude a Giargia, spazza direttamente in tribuna. Altra rimessa di Fantasia, non ci arriva Pilleri, allontana Sant'Elena. Adesso è la Villa Cidrese che prova a spingere in questo finale dopo 85 minuti di sofferenza. Fantasia col mancino, la mette dentro, un'area piccola, Fortuna, anticipa Suella e fa ripartire Luca Floris che ne ha ancora. Sovrapposizione di De Logu, visto e servito. Il cross basso, Medda chiude, Fantasia di testa, non trova Muscas, rimessa Sant'Elena che può tornare a farsi vedere dalle parti di Cocozza. Saba in area di rigore non controlla, poi palla che resta quelle parti. Alla fine altra rimessa per il Sant'Elena, Fadda va lungo per Floris, chiuso, Suella sulla respinta, poi Pilleri prova a lanciarsi, poi testa di Podda, Fantasia, Pilleri, largo Suella, Pilleri lo serve. C'è un po' di campo per la Villa Cidrese per far male. Poi fischiato un fuorigioco dall'altra parte del Sant'Elena con la Villa Cidrese lanciata in contropiede. Fischio arbitrale clamoroso in una partita in cui non è successo nulla. Questo è davvero clamoroso. Fuorigioco del Sant'Elena su cui si poteva tranquillamente lasciar giocare visto che la Villa Cidrese era in contropiede. Davvero incredibile. Pilleri di testa, non riesce a trovare nessuno. Sbagliato forse a sbandierare l'assistente, ma anche l'arbitro poteva lasciar giocare per la norma del vantaggio. Poi gioco pericoloso fischiato a Mattia Pinna. Adesso dopo questo fischio rischiano anche di incattivirsi un po' gli animi di una partita pesante per la classifica, ma tutto sommato non negativa. Palla che resta lì, Cocozza sulla linea e ancora Cocozza su Moro. Sul finale, protagonista Cocozza con un miracolo da terra ad evitare il gol del Sant'Elena. Pallone che sembrava destinato a finire in porta. Ci ha messo la punta delle dita. Ottavo corner per il Sant'Elena.
sempre Fada dalla bandierina. Cross basso sul primo palo dove c'è Moro che sbraccia con Medda. Fa fallo il brasiliano. Quattro minuti di recupero, si giocherà fino al 49esimo. Cocozza sbaglia l'ennesimo rinvio, stavolta in maniera ancora peggiore rispetto alle precedenti, almeno prima erano rinvii alti e imprecisi, qui addirittura raso terra. Altro fischio, stavolta fallo di Moro. Punizione per la Villa Cidrese. Chiusura di Pinna, poi Niang non scarica subito. Floris, palla in verticale. Saba prova a girarsi, allarga per Floris. Niang accompagna l'azione, cross basso, era fuori gioco di Niang, aveva segnato ormai a gioco fermo Saba. Chiusura di Pinna. Prova a ripartire Moscas, Niang lo trattiene. Pieno giallo anche per Niang. Poi quelli per Carboni e Medda. Villa Cidrese il primo. Per il Sant'Elena questa partita ormai agli sgoccioli. Carboni, lungo per Moscas, seconda palla acquistata a Niang, la butta subito in avanti per Moro. Carboni prova a portargliela via, rimessa a Sant'Elena. Niang pressato da Fantasia, trova Minerva, prova a vincere in questo finale il Sant'Elena ma con poche idee. Angiargia, Fadda. Niang allarga tutto, De Logu vuole spazio per il cross, prende il fondo, lo chiude Pinna, sarà calcio d'angolo ancora per il Sant'Elena. Ancora Fada dalla bandierina, praticamente tutti dentro. Il cross esce Cocozza, porta vuota, ma palla che rimbalza in zona Suella. Non c'è più tempo, finisce 0-0 tra Villa Cidrese e Sant'Elena. Un punto che accontenta forse più le concorrenti per la lotta a salvezza e play-out che le due squadre in campo. Villa Cidrese che sale a quota 21, Sant'Elena che sale a quota 24. Si complica ulteriormente la rincorsa al play-out per queste due squadre quando mancano 3 giornate alla fine. Domani si giocheranno le altre partite del 31esimo turno. Per oggi invece da San Gavino Monreale è tutto. Ringrazio Daniele Floris per le immagini
Roberto Carta, le auguro di una buona serata con Directa Sport.